No, sarò molto veloce. Intervengo soltanto su quanto ha detto Lorenzo Mattia per Friday for Future. In sostanza mi sembra che abbia evitato di parlare sul tema che era il titolo, che era il titolo della conversazione che abbiamo avviato oggi, cioè un piano mondiale per l'ambiente, perché ha ripetuto gli argomenti degli scienziati, ma i giovani si rivolgono sostanzialmente ai cosiddetti governi. Ora, i governi, io ho cercato di dimostrare che sono un'entità certamente a cui bisogna rivolgersi, ma che non sono sufficienti, perché appunto i governi sono ci sono 193 governi nell'ONU, hanno di vedute molto diverse fra di loro. Ho fatto l'esempio di Bolsonaro e altri, ma abbiamo avuto Trump e possiamo avere un Trump in qualsiasi altra parte del mondo che può ostacolare. E quindi il problema è che bisogna avere un progetto politico da proporre ai governi, e il progetto politico deve essere globale, deve essere un piano mondiale per l'ambiente. Io ho detto non siamo così lontani da questo. Un World Green Deal oggi c'è questa congiuntura in cui Europa, Stati Uniti, se si mettono d'accordo per coordinare i loro piani, possono trascinare altri paesi, in particolare penso all'India e penso all'Africa, verso un Green Deal collettivo e naturalmente in cooperazione con la Cina, che avrà i suoi problemi di democrazia interna, eccetera, però la Cina ha anche la questione che non può fare morire i suoi cittadini asfisiandoli, come succede a Pechino e altrove. La Cina sta facendo una politica effettivamente ambigua, perché le centrali a carbone le fa costruire al di fuori della Cina, in modo che la Cina appunto può fare delle promesse di riduzione ambientale. Questo argomento è importante perché in un piano globale non si può più fare questo tipo diciamo di sfruttamento della buona fede degli altri. In un piano mondiale bisogna vedere chi fa che cosa e quindi prendersi la responsabilità di arrivare a un obiettivo comune. E quindi è questo, io credo che bisogna riprendere i contatti con questi giovani per farli comprendere che la protesta non basta, e non basta dire gli scienziati dicono questo, bisogna andare al di là, bisogna fare politica. Guido, questa tua domanda la faremo sicuramente arrivare a Mattia e ai giovani di Fridays for Future, perché dalla protesta bisogna passare alla proposta e poi al progetto, che è la cosa più difficile, come sappiamo noi federalisti. E, direi che darò la parola a Lamberto, che può chiudere questa bellissima serata. L'ho trovata molto interessante, tutti gli interventi sono stati molto efficaci e quindi ringrazio a chi l'ha organizzata, quindi principalmente le sezioni MFE di Forlì, Genova Policella, assieme all'Istituto Valli e all'Istituto Baccarini. Grazie, grazie Nicola. Senti, sì. Sì, sì. Grazie Nicola. Sì, io chiuderò molto brevemente. Ecco, quello che mi premeva sottolineare in chiusura è che anch'io sono completamente d'accordo con Guido, cioè che non c'è da parte del movimento di Friday for Future, ma anche degli altri movimenti, di moltissime organizzazioni della società civile, non c'è questa proposta politica che noi però facciamo. E noi abbiamo le idee chiare, cioè noi vogliamo la CECA mondiale, cioè vogliamo l'OMASIL, la quale sarà affiancata da un'assemblea parlamentare. Ma è chiaro che non può, perché tutti dicono, vabbè, come nel processo di unificazione europea. Ma certo che non deve durare 70 anni, deve durare qualche anno. Cioè, se si parte da Glasgow io dico da prima, perché noi quest'anno l'Italia ha la presidenza del G20, quindi ha una grandissima responsabilità l'Italia, molto superiore di quella che ha avuto Ségolène Royal
anzi lei l'ha avuta ma l'ha gestita molto bene, la COP di Parigi, la 21, la COP 21 di Parigi, perché ripeto, la Francia è la Francia. E che d'Orsay, la sua diplomazia, eccetera. Ora, l'Italia dovrebbe fare altrettanto. La Farnesina poi non è l'ultimo ministero degli esteri arrivato. Se l'Italia avesse la consapevolezza politica che ha avuto la Francia in quel momento, ripeto, una serie di circostanze fortunate, noi potremmo, se siamo fortunati, riuscire col G20 in Italia e col fatto che siamo coorganizzatori della COP26 di Glasgow, che quindi fra il 28 settembre e il 3 ottobre ci saranno 6 giorni a Milano di decine, forse centinaia di eventi, decine di eventi che ci devono portare a essere tutti presenti, ma non solo Friday for Future o i movimenti, ma tutti i movimenti della società civile, l'organizzazione della coalizione clima, cioè che dovremmo riuscire, questa è la grande impresa ciclopica che probabilmente non ci riusciremo, che dovremmo riuscire di qui a settembre a portare sulle nostre posizioni. Ora, se noi riusciamo a portare sulle nostre posizioni partiti, movimenti, sindacati, organizzazioni della società civile, eccetera, e tutti quanti riusciamo a influire sia sul G20, sia per convincere gli altri membri del G20 con una grande opera diplomatica, perché il G20 è importante, ci sono i maggiori paesi del mondo, e sia, diciamo così, gli altri, tutti gli altri, nella fase italiana, in quella che va dal 28 di settembre al 3 di ottobre, sono 6 giorni, beh, insomma, noi diamo un grosso contributo, però è uno sforzo enorme che noi dobbiamo fare e che parte da stasera. Noi abbiamo voluto fare, come noi lo facciamo tutti gli anni, la conferenza sulle COP, prima, già 10 anni che le facciamo, prima della COP. Quest'anno non c'è stata, perché è stata rinviata, ma noi stasera praticamente l'abbiamo fatta lo stesso. È riuscita molto bene, perché è chiaro che è riuscita bene, perché questi sono argomenti fortemente sentiti. E allora chi ha delle proposte politiche concrete, guardate che l'Assemblea parlamentare che dovrà scaturire dall'OMASI, che dovrà affiancare l'OMASI come l'Assemblea parlamentare affiancò la ceca, come ci fosse nel processo di unificazione europeo, noi nel processo di unificazione mondiale, di unificazione del mondo, noi dobbiamo fare in modo che questa assemblea si trasformi in un Parlamento mondiale, ma nel giro di pochissimo tempo. Questo è il problema, perché noi non abbiamo più tempo. Non abbiamo i 70 anni che ha avuto l'Europa dalla dichiarazione Schuman, dalla dichiarazione Monnet, eccetera. Noi non possiamo, perché non abbiamo più quel tempo. Quindi quel tempo lì deve essere ridotto nell'arco di pochi anni, 3, 4, 5 anni al massimo. Cioè noi dobbiamo fare tutto quello che l'Europa ha fatto per arrivare fin qui in 70 anni, in 4-5 anni. E questo è il problema. Però se noi non partiamo con forza e se noi non riusciremo a coagulare attorno a noi, attorno a questa proposta politica, perché questa è una proposta politica concreta, di qui nei prossimi pochi mesi, perché ci sono pochi mesi per arrivare a Glasgow e passando attraverso l'Italia, attraverso i G20, eccetera, beh, insomma, abbiamo un'occasione storica, quindi cerchiamo di sfruttarla. Grazie a tutti e vi ringrazio per questa bellissima serata. E nel concludere, finale, volevo ringraziare Mario Zenari che ha registrato tutta la serata e che quindi poi metteremo a disposizione il video di tutta la serata dal punto di vista e Ann Parri per la gestione di tutto, Matteo Altancoli e le sezioni appunto MFE di Genova, Forlì e Valpolicella, il Circolo Acri Valli e l'Istituto Bari Baccarini e do la parola a Marco che vuole darci un saluto finale, ci teneva particolarmente, Marco Giusti, e poi chiudiamo. Grazie a tutti, davvero una bellissima serata e scusate se sono spigoloso ingegnere. Grazie a tutti, alla prossima. Bene. Okay. Grazie a tutti. Bravissimo Marco, meno male che sono riuscito a convincerti a partecipare. Ok. Grazie. Ciao a tutti e grazie. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao. Ciao.